Ieri sera l'Assemblea regionale siciliana ha messo la parola fine sulle province, c'è rassegnazione oppure l'Unione delle Province Siciliane si muoverà, farà qualcosa? Ma proprio stamattina siamo stati invitati dal Presidente Avanti per impugnare questa legge che noi riteniamo essere incostituzionale e abbiamo le ragioni e i motivi che vi spiegheremo perché ci sembra più dettata da una sorta di pseudo-rivoluzione che non lo è, perché ci sono delle domande alle quali dovremmo dare risposta. Che fine faranno i precari soprattutto? Che fine faranno gli impiegati? Che fine faranno i beni immobili di cui il proprietario è la provincia? Che fine faranno i soldi che abbiamo messo da parte grazie a una oculata gestione? Ma soprattutto che fine faranno gli elettori che ancora una volta si vedono privati per eleggere un loro rappresentante? Ci saranno anche altre sfide su altri terreni, ovviamente. Chiaramente sì, perché credo di percepire che l'idea di Crocetta, che poi è l'idea dei grillini, non condivisa palesemente da quello che è il sottobosco dei consiglieri e degli iscritti nei vari partiti, dal PD all'MPA, dal PDL anche al SEL, perché questo interrompe un rapporto intermedio di notevole importanza, sebbene qualcuno, di solito un imbecille, pensi che siano enti inutili. Crocetta parla di un risparmio di 100 milioni di euro. Ma non sa fare i calcoli perché non è così. E dove sono? 100 milioni di euro non costano gli assessori e i consiglieri. Poi se parliamo di questo, se questo è il problema, riduciamo i consigli di amministrazione, i consigli provinciali, gli assessori, accorpiamo le province. In questo computo lui ovviamente inserisce anche la soppressione delle società partecipate. La provincia di Agrigento non ha nessuna società partecipata, già quello che con i tamburini Crocetta vorrebbe fare alla regione noi lo abbiamo già applicato in provincia di Agrigento. Bisognava soprattutto essere più oculati e non farsi prendere da un populismo totalmente inutile. Mi deve dire il Presidente Crocetta comanda lui, per cui può militarizzare le province come quanto vuole mettendo commissari di suo compiacimento, ma mi deve dire per esempio cosa si farà per quanto riguarda le strade, per quanto riguardano le competenze della scuola. Il risparmio dov'è?